Siamo con Sergio Punset al termine della sconfitta 3-1 a Lodi nel recupero della seconda giornata. Mister, una partita comunque che vi siete giocati dal primo all'ultimo minuto, soprattutto mi è parso dopo il 3-0 vi siete quasi forse un po' più sciolti in fase offensiva e siete arrivati davvero tante volte davanti a Grimalt. Qual è il tuo commento e cosa ti è piaciuto di più e anche meno della tua squadra stasera? Ciao a tutti, no, io sono molto contento dell'atteggiamento dei giocatori, anche del gioco che abbiamo fatto, perché venire qui a Lodi contro una squadra che per me sicuramente è una delle squadre più forti d'Italia, anche con un grandissimo allenatore che fa un gioco bellissimo, è e sarà duro, ma credo che i ragazzi, credo che la Dura Novara oggi ha dato abbastanza lavoro a Lodi. Sono contento di questo, sono contento di tutto l'atteggiamento, anche del coraggio dei giocatori fino alla fine. Non sono tanto contento dei primi 4-5 minuti del secondo tempo, dove abbiamo fatto gli errori che contro l'Odi non si possono fare, perché è successo già contro la prima partita contro Forte, che abbiamo fatto qualche errore che non può succedere contro squadre di altissimo livello, e abbiamo pagato, diciamo. Oggi è successo lo stesso, perché fino al 2-0 noi il primo tempo è stato pareggio, l'inizio non è stato buono, dopo abbiamo ricaricato, ma con una squadra come Lodi quando fa il 3-0 è difficile. Abbiamo fatto il 3-1, ma sì, alla fine noi siamo capaci di essere molto più solidi su queste cose, su questi piccoli errori che facciamo, e credo che la squadra darà tantissimo. Allora, sono contento dell'atteggiamento, del gioco generale, ma non sono tanto contento di sbagli e di errori che non possiamo fare in A1 mai.